Buon pomeriggio, benvenuti alle giornate per l'educazione. Siamo giunti al secondo giorno, questo è il primo incontro di oggi, a cui seguiranno altri due alle 17:30 e alle 20:30. Siamo in diretta dall'Aula Magna della scuola media Lorenzo da Ponte, che ci ospita qui per la regia di queste giornate del nostro festival. Giornate volute e organizzate dal Comune di Vittorio Veneto e dall'assessorato alle politiche scolastiche del Comune e da IEM Servizi. Ovviamente queste giornate sono possibili grazie anche all'aiuto e alla collaborazione di moltissime associazioni. Una fra tutte è Rising Africans, con cui parleremo più tardi, ma anche grazie al supporto dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 che ci ospita e l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 2, con cui abbiamo collaborato anche nella giornata di ieri. Noi siamo in diretta da qui, ma voi potete vederci oltre che su Zoom anche sulla pagina Facebook del Comune di Vittorio Veneto e anche su quella di YouTube. Quindi do il benvenuto ufficiale alla seconda giornata a tutti voi. Prima di iniziare con l'incontro ho il piacere di avere con me in mia compagnia l'assessore alle politiche scolastiche Antonella Caldart, che è qui con noi per darci un saluto dall'amministrazione, quindi le do subito la parola. Grazie mille, buongiorno a tutti da parte dell'amministrazione comunale che oggi semplicemente rappresento. Do a tutte voi e a tutti voi il benvenuto a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, come avete visto nello spacchetto iniziale, è la città dell'arte, è la città della musica, la città del vino e grazie anche a questo festival che abbiamo organizzato vuole diventare la città di riferimento anche per tutta la parte educativa, perché noi siamo convinti più che mai che educare sia un impegno collettivo. Quindi da questo punto di vista lavoriamo appunto a tutto tondo con le varie tipologie di educatori e con i maggiori principali esperti in tema di educazione che abbiamo nel panorama nazionale. Oggi vorrei aggiungere anche una particolare caratteristica della nostra città, collegandomi così con il tema dell'incontro di oggi. C'è stato infatti un evento abbastanza atipico nel fine settimana in un comune vicino al nostro, quando durante una partita di calcio un giocatore della squadra di Vittorio Veneto San Michele Salsa, un giocatore di colore, è stato in modo assolutamente inopportuno, inappropriato e gratuito insultato, legando l'insulto appunto al colore della pelle di questo ragazzo. Immediatamente il mister Domenico Del Pupo del San Michele Salsa, d'accordo con tutta la squadra, ha deciso di ritirare la propria squadra dal campo di calcio. Ecco, questo episodio lo voglio citare proprio perché è uno degli episodi che dimostra come in questa città negli anni si sia lavorato per diffondere e condividere una politica di condivisione, di accoglienza e come evidentemente si è riusciti anche a costruire negli educatori la consapevolezza che è nostro dovere non solo predicare bene, ma anche concretamente applicare ciò che insegniamo ai nostri ragazzi. Quindi concludo questo intervento dicendo anche benvenuti nella città dell'accoglienza, Vittorio Veneto. Buona serata a tutti. Grazie mille intanto di aver dato un esempio e anche un episodio concreto che si può benissimo collegare ovviamente all'incontro che stiamo per iniziare. Anche un episodio che forse ci aiuta a capire ancora meglio e a calare più nel concreto il titolo di queste giornate dell'educazione, Io sono come tu mi guardi, e quindi l'azione e anche lo sguardo, ma anche soprattutto l'azione, quindi il fare di noi adulti è incisivo, decisivo e fondamentale per la crescita, la formazione e lo sviluppo di bambine, bambini, ragazzi e ragazze che ci vengono affidati nel caso dell'educatore di calcio, oppure sono i nostri figli oppure i nostri alunni.
Questo tema, Io sono come tu mi guardi, è stato ribadito anche ieri sera in compagnia della dottoressa Sanese, perché appunto ci siamo ispirati per questo titolo a un libro della dottoressa, Chi sei tu che mi guardi. È stato molto emozionante l'incontro di ieri sera e siamo molto contenti di aver approfondito questa tematica. Partendo quindi da questo nostro titolo, ci collegheremo poi nello specifico all'incontro di oggi. Ma prima abbiamo in nostra compagnia anche il dottor Moretto, che è il coordinatore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 2, a cui do brevemente la parola per un saluto, ma che sarà in nostra compagnia e ci collegheremo in seguito con lui per dare un punto e una riflessione sull'intervento invece dei nostri ospiti che vi andrò a presentare più tardi. Quindi benvenuto anche al dottor Moretto. Sì, Ok, quindi ciao, perfetto, ecco, adesso lo vediamo anche noi e lo ringraziamo per la sua partecipazione qui. Il titolo invece dell'incontro che andiamo a iniziare in questo momento è La scuola come specchio della società, riconoscere le discriminazioni e promuovere azioni antirazziste. Per questo incontro abbiamo coinvolto due ospiti, in realtà sono tre, sono Emanuele e Ada dell'associazione Rising Africans, che poi ci racconteranno loro cosa fanno con questa associazione e da dove è nata, e il professore, il dottore Eraldo Affinati, insegnante e scrittore e fondatore della scuola di Penny Wheaton, che anche qui chiederò a lui di illustrare questo progetto e di spiegarcelo. Prima di lasciare però la parola ai nostri ospiti, mi farebbe piacere fare una breve riflessione con voi. Questo tema, la scuola come specchio della società, mi piace vederlo su due piani. Il primo è più un piano sociale e sociologico. In classe e a scuola è forse il primo luogo e forse anche l'unico in cui la multiculturalità della nostra società è davvero palese, manifesta e è nota e è visibile a tutti. Per cui è proprio a scuola, è proprio nelle classi che possiamo vivere e anche comprendere l'interculturalità del nostro mondo odierno. Il secondo piano, invece, da cui appunto vorrei partire con i nostri ospiti, è più quello educativo. Infatti, se ci pensiamo, a scuola è il primo posto, il primo contesto in cui i bambini e le bambine escono dal gruppo sociale primario e primo in assoluto in cui hanno vissuto, cioè la famiglia. Entrano a scuola, entrano in un nuovo ambiente, in un nuovo agglomerato di persone del tutto sconosciute. Ci sono adulti diversi dai loro genitori, sempre significativi e fondamentali, ma ci sono anche pari diversi che non sono più i loro magari fratelli o sorelle o cugini e parenti, ma sono delle persone con un background differente, non vengono più dal loro nido familiare. E quindi è proprio in classe, proprio a scuola, che forse impariamo a rapportarci con l'altro con la A maiuscola. Per cui diventa fondamentale, e poi anche lo scopo di questo incontro e di tutte le giornate per l'educazione, il ruolo dell'adulto. Quindi il ruolo di noi adulti, genitori, insegnanti, educatori, tutti quelli che si rapportano con bambini e bambine, il nostro ruolo è quello di insegnare, trasmettere l'arte della relazione. L'arte della relazione che parte intanto con il riconoscimento dell'altro, ma che deve essere anche insegnata. Quindi siamo noi, gli adulti, quelli che educano al rapporto con l'altro. Purtroppo, per fortuna anzi direi, tante volte il nostro sguardo, quindi che abbiamo già detto e ripetuto fondamentale, è consapevolmente o inconsapevolmente influenzato da una serie di pregiudizi e stereotipi
che quindi chiaramente trasmettiamo anche ai bambini e alle bambine. E è per questo motivo che qui con noi ci sono sia i Rising Africans che il dottor Affinati per aiutarci un po' a comprendere come possiamo formarci, educare il nostro sguardo in modo tale che offriamo un buon esempio ai bambini e alle bambine con cui ci relazioniamo ogni giorno. Iniziamo quindi, e quindi qua adesso io mi taccio per un po' e lascio spazio volentieri ai nostri ospiti con Emanuele Oada di Rising Africans per iniziare proprio da loro e da ciò che hanno rilevato e osservato nei numerosi progetti e iniziative che hanno svolto nelle scuole o in altri contesti sociali con la loro associazione Rising Africans. Prego, vi lascio la parola e ci troviamo più tardi. Vediamo chi c'è. Buon pomeriggio a tutti, spero riusciate a sentirmi. Ciao Ada, grazie di essere qui. È un piacere, sono molto, molto contenta di essere insieme a voi questo pomeriggio perché è una maniera anche di riavvicinarmi a casa. Io sono Ada Uguabara, sono cresciuta nella Bassa Trevigiana, quindi Vittorio Veneto è veramente la porta accanto rispetto a dove sono cresciuta io, e vivendo, lavorando lontana dal Veneto è un buon modo per sentirmi, diciamo, tra amici. Rising Africans è un progetto che nasce proprio in risposta anche ai fenomeni di cui si parla in questa tavola rotonda, e anche all'introduzione che hai fatto tu, perché ci permette di cogliere le ragioni per cui dei giovani che appunto esattamente come gli altri frequentano le scuole italiane, fanno le stesse attività dei loro compagni autoctoni, ad un certo punto si sentono costretti da processi di invisibilizzazione che avvengono nella società ad organizzarsi in una forma associativa per poi diventare anche loro promotori di una voce, di una prospettiva diversa. Come dicevo, io sono cresciuta in provincia di Treviso e nel mio percorso di vita e nel mio percorso scolastico ero abbastanza abituata ad essere l'unica, una delle poche ragazze o studentesse nere nella classe, nella scuola, o nel luogo in cui mi trovavo, che fosse alle elementari, alle medie, alle superiori. Poi le cose sono cambiate un po' all'università e in tutti gli spazi, quando mi rendevo conto di forme di microaggressioni, che ovviamente in quanto bambina non potevo identificare, ma da bambina erano soltanto dei fastidi oppure delle sensazioni non totalmente comprensibili che sentivo, quando poi appunto ho iniziato a rendermi conto che non c'erano altre persone come me nei miei libri scolastici, non c'era alcuna traccia dei miei luoghi di origine nei programmi scolastici, né alcun spazio per un sistema di potere o uno sguardo che non fosse semplicemente europeo o eurocentrico, che appunto permettesse a me o ad altre persone di origine straniera di vedersi rappresentati e di capire anche quali sono le opzioni che possono essere appunto a nostra disposizione una volta usciti dal mondo della scuola. Quindi appunto dal sentirmi unica e speciale perché ero l'unica bambina o l'unica ragazzina al liceo o nel mio liceo a Treviso, ad arrivare ad uno spazio universitario con altri compagni di corso provenienti da altri paesini del Veneto, o addirittura da alcuni paesi africani in quanto studenti internazionali, e rendermi conto che fino a quel momento avevo assorbito anche nella scuola uno sguardo che era uno sguardo dettato da quella che è la storia dell'Europa
nel resto del mondo, quindi dall'approccio europeo verso il mondo, e così appunto insieme ai compagni e alle compagne che orbitavano attorno allo spazio universitario a Padova, abbiamo deciso di creare questa associazione per decostruire a nostra volta gli stereotipi promossi sull'Africa e ricostruire un immaginario collettivo che fosse il più possibile completo. Non volevamo fornire un'opzione positiva o forzata sull'Africa o sugli afrodiscendenti in Italia, ma volevamo offrire una prospettiva diversa, offrire una prospettiva che non fosse dettata dall'esigenza di confermare qualche schema mentale oppure qualche preconcetto che si era acquisito nel tempo su quel continente oppure sulle persone di origine africana in Italia, ma fosse vuoi conoscere di più il luogo da cui traggo le mie origini, allora ti mostro questo elemento. Oppure se ti trovi di fronte a te dei giovani non bianchi che parlano italiano oppure parlano in dialetto, non è che ogni volta devi sorprenderti perché è chissà che esperienza eccezionale, non lo è. La presenza di cittadini di origine straniera in Italia non è una presenza così recente come invece questa sorpresa potrebbe far percepire. Non siamo alla prima generazione, non siamo nemmeno alla seconda generazione, come si suol dire, ma siamo ormai, diciamo, in questi luoghi da molto tempo. Molti di noi sono nati in Italia, i genitori di alcuni di noi sono a loro volta nati in Italia e ancora oggi appunto sentono di doversi giostrare tra questi due lati. In apertura Consuelo ha detto che la scuola è il luogo in cui si forma l'identità, è il luogo in cui si esce da quello che è l'ambiente, lo spazio familiare, per iniziare anche a costruirsi un'immagine di sé. Ecco, la scuola a volte diventa anche il primo luogo di lacerazione dell'identità degli studenti che si sentono costretti a dover scegliere in quale realtà collocarsi, sentono di dover abbandonare alcuni tratti della propria cultura, delle proprie origini, per evitare quelli che sono gli stereotipi che vengono proiettati prima che dagli studenti, dai docenti stessi. I docenti, gli educatori hanno un ruolo fondamentale nel processo che porta anche all'accettazione di questa pluralità. Si parla molto di pluralità, di interculturalità, però per poter accettare di essere, diciamo, un riassunto di più identità e che appunto le nostre origini sono dei bagagli extra che ci portiamo, che ci aiutano a sintetizzare e comprendere la nostra realtà quotidiana, allora abbiamo bisogno di uno stimolo esterno che ci permetta di fare questo. Io sono nata in Nigeria e la conoscenza anche del mio paese di origine è sempre stato un punto di forza per me perché avevo la mia esperienza diretta che andava a diciamo confutare ciò che mi arrivava come stimolo dall'esterno anche nello spazio scolastico. Altri che sono nati in Italia non hanno questa esperienza diretta da cui trarre forza anche per rispondere alle persone che teoricamente per ruolo dovrebbero saperne di più e che a volte invece ci spingono a dover inserire o dover, diciamo, dare minore importanza a ciò che sentiamo. Mi ha fatto molto piacere che l'assessora abbia citato il caso dello scorso weekend e la reazione del coach, perché ci mostra che qualcosa sta cambiando rispetto anche a quando eravamo piccoli noi, perché molto spesso i docenti o gli educatori o la comunità educante attorno a noi, non comprendendo appieno cosa significhi essere un giovane o una giovane con la pelle nera nel Veneto, per dare un esempio concreto, visto che siamo spazialmente collocati in quel territorio, non comprendono nemmeno gli effetti che la microaggressione, il pregiudizio possa assortire in noi, perché dicono vabbè è un caso minore, ma cosa vuoi che sia? Che esagerazione. Non è un'esagerazione, cioè, c'è bisogno di sentirsi legittimati anche nella propria reazione al fatto esterno e che il coach abbia deciso insieme alla squadra di reagire e di dare un segnale preciso
rispetto all'intolleranza verso quell'azione appunto di intolleranza, significa che appunto c'è stato un percorso anche iniziale di comprensione del fenomeno e di presa di posizione. Poi io come sempre mi dilungo e non rispetto i tempi, quindi passo la parola a Emanuel per non monopolizzare questo incontro. Va bene. Grazie. Intanto grazie ad Ada e vediamo se anche Emanuel riesce a... Vediamo se dalla regia mi dicono che c'è. Ci sono. Intanto mi è piaciuto molto, Ada, proprio il fatto che hai citato molto lo sguardo, quindi proprio pienamente centrato il punto delle nostre giornate. Ecco, Emanuel, lascio di nuovo a te la parola. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Io sono Emanuel, Biomertens, cofondatore dell'associazione Rising Africans insieme ad Ada. E ho avuto qualche problema di connessione, ma spero di non essermi perso niente. No, giustamente, come diceva Ada, la scuola è un aspetto molto importante perché a mio avviso esistono, diciamo, tre sfere: la famiglia, la scuola e la società. Tre sfere quando si tratta di affrontare, diciamo, la questione dell'identità. E in famiglia, vabbè, è chiaro, perché spesso la affrontiamo in maniera abbastanza complessa, ma rimane tutto in famiglia. La società oggi italiana, diciamo che ha un modo di vedere le persone razzializzate e quindi la scuola diventa il primo punto dove un ragazzo, una ragazza, uno studente forgia la sua identità. Rising Africans ha cercato di capirlo, la nostra associazione ha cercato di capirlo e a vedere per esempio un elemento molto semplice. Abbiamo lanciato un progetto che si chiama Il rispetto parte dal nome, perché era un progetto che cercava di raccogliere le storie di ragazzi e ragazze nate, cresciute o arrivate a una certa età, ma che hanno fatto un percorso scolastico in Italia e questi ragazzi raccontavano l'effetto che ha avuto sulla loro vita, sulla propria identità. Allora, mi sentite? Perché ho qualche problema con la connessione. Sì, ti sentiamo e ti vediamo bene. Ok, abbiamo raccolto semplicemente le storie di questi studenti che raccontavano l'effetto che ha avuto sulla propria vita, il fatto che per vari anni gli insegnanti non erano, per esempio, in grado di pronunciare il proprio nome. E una di queste storie è abbastanza particolare perché il nome della ragazza era Eia, 3 lettere, E-Y-A, un nome molto semplice e per quasi tutta la vita scolastica i docenti appena capivano che era una ragazza di origine straniera si fermavano e non si sforzavano a dover imparare quel nome. E quindi questo progetto, Il rispetto parte dal nome, mette un punto molto importante sullo sguardo, come diceva Ada, magari eurocentrico, no? Giustamente perché insegniamo ai ragazzi a dire Toy Story oppure Dostoevsky, ma quando si tratta del proprio nome, l'insegnante, il docente si ferma. Questo manda un messaggio molto importante al ragazzo, cioè alla persona, allo studente, sulla propria identità, e quando si ritrova nella società, la società italiana, che è già una società dove ci sono episodi di razzismo, e diciamo che c'è un atteggiamento abbastanza particolare. Vediamo delle persone che sono ormai già rinunciano a una lotta, rinunciano ad andare a rivendicare i propri diritti o una propria affermazione della propria identità, perché durante la maggior parte del percorso scolastico sono state già vittime di queste microaggressioni.
La cosa importante è che magari sono partendo per esempio dall'esempio del nome, è in sé un'azione molto semplice, è un'azione molto innocua, ma non ci rendiamo mai conto dell'effetto che ha poi sulla vita di uno studente, o di un alunno. Ecco, quindi Rising Africans, cioè noi ci concentriamo in particolare sulla scuola, facendo dei laboratori, cercando di portare avanti questa visione, la visione dell'effetto che ha un educatore, un insegnante, nella formazione dell'identità di un proprio alunno. Ecco. Grazie mille ad Ada e a Emanuel e grazie anche per aver sottolineato come questo tema sia trasversale a più sfere, quindi quella della famiglia, della scuola e della società. Chiaramente il nostro titolo dice la scuola come specchio della società, quindi abbiamo appunto scelto di focalizzarci su questa sfera, la sfera scolastica. Ma non è detto che appunto tutte queste riflessioni e queste parole che condividiamo possano essere comunque uno spunto di riflessione anche per tutti gli altri adulti significativi che lavorano o comunque vivono con bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Quindi grazie anche di aver sottolineato questo aspetto. Io adesso passerei quindi la parola al dottore Elaldo Affinati che diciamo proviene un po' dalla sfera della scuola, chiaramente non solo da questa sfera specifica, però appunto è un insegnante. Passerei la parola a lui per farci raccontare un po' questa tematica dal punto di vista quindi degli insegnanti della scuola. Buongiorno Eraldo e grazie di essere qui. Grazie a voi, salve a tutti, saluto tutti, mi fa molto piacere essere qui con voi a parlare di temi che riguardano molta parte della mia opera e della mia vita. Dico due battute, intanto per presentarmi, io sono appunto un insegnante e scrittore e ho lavorato per tanti anni alla Città dei Ragazzi, che è una comunità educativa alle porte di Roma che ospitava ragazzi minorenni non accompagnati, provenienti da ogni parte del mondo, molti africani, dai 14 ai 18 anni. Diciamo che ho insegnato diciamo a ragazze e ragazzi che avevano l'età di Ada quando venne in Italia, insomma, ecco, a 10 anni, e quindi conosco bene queste cose di cui stiamo parlando adesso. Molti miei libri raccontano esperienze legate a questi temi. Ne cito uno in particolare, Vita di Vita, è diciamo così, un romanzo ambientato in Africa, in Gambia, dove io sono stato per riaccompagnare un mio studente che era originario della Sierra Leone, era scappato da bambino piccolino, non sapeva se la mamma fosse viva o morta. A un certo punto ha voluto che io andassi a conoscere questa donna che lui aveva ritrovato in modo rocambolesco quando era già ormai grande. Quel viaggio in Africa, dico la verità, mi ha cambiato. Ho vissuto sulla mia pelle molte delle cose che insomma adesso sono state qui dette da Emanuel e da Ada, soprattutto negli occhi di Tijan Ba, il mio studente africano che adesso è diventato grande, si è sposato, ha dei figli, però io me lo ricordo da bambino quando gli abbiamo insegnato l'italiano, lui era analfabeta nella lingua madre, non sapeva scrivere nemmeno nella sua lingua e insieme, diciamo, ai miei colleghi in qualche modo abbiamo ricostruito un po' questa identità certamente lacerata, come diceva prima Ada, che lui aveva, perché lui era diviso fra la memoria africana, l'identità italiana, la ricerca di come dire, di un percorso che potesse farlo diventare adulto, come poi è successo. Da insegnante negli anni ho ragionato molto su queste cose. Un altro mio libro si intitola I meccanismi dell'odio, che in qualche modo ripercorre proprio tutti questi temi. A cosa sono arrivato? Allora, intanto come docente, visto che qui si parla di scuola, devo dire che le classi migliori, io insegno da tantissimi anni, sono quelle eterogenee, sono quelle cioè composte da persone diverse.
l'une dell'altra. Cioè, se noi immaginassimo una classe di soli secchioni, tutti bravi, tutti selezionati, beh, quella classe sarebbe tristissima, esattamente come una classe di soli ripetenti, di soli indisciplinati, di soli ribelli. Un altro mio libro si intitola Elogio del ripetente. Quindi è chiaro che le classi eterogenee significa entrare in azione, diciamo, sia da parte dell'insegnante sia da parte dei ragazzi, favorire i rapporti, appunto, ed assumere quella responsabilità dello sguardo altrui. Cioè il docente, quando entra in aula, deve, come dire, non limitarsi a svolgere il mansionario, cioè mettere il voto e spiegare il programma, ma conoscere la persona che ha di fronte. Ecco, questo movimento non è un movimento naturale, perché normalmente diciamo, gli adulti sono chiusi nei loro recinti identitari, diciamo, protetti dai loro steccati. Invece noi dobbiamo favorire la qualità della relazione umana. Io credo che questa associazione con cui mi sto confrontando adesso vada proprio in questa direzione, riuscire a realizzare una buona qualità della relazione umana. Cosa significa? Vuol dire mettersi in gioco, spendersi, entrare, come dire, non chiudersi su se stessi, ma come dire, spendersi davvero, cioè rischiare, anche sporcarsi le mani, anche rischiare di sbagliare. Ecco, questo aspetto qui è molto importante a scuola, ma anche ovviamente nella vita. E questa è la ragione per cui insieme a mia moglie, anche lei insegnante come me, Anna Luce Lenzi, abbiamo fondato la scuola Penny Wheaton, che è una scuola di italiano per immigrati, una scuola gratuita di italiano per immigrati, basata sul rapporto 1 a 1, cioè senza le classi, in una, diciamo, vicinanza assoluta fra chi insegna e chi impara. Sono 50 le scuole Penny Wheaton in tutta Italia, sono presenti anche nelle vostre zone del Veneto, in particolare a Treviso, a Chioggia e a Padova. Abbiamo delle associazioni che si sono rifatte al nostro stile educativo, hanno firmato un patto d'intesa con noi e sono entrate nella grande famiglia delle scuole Penny Wheaton. Questo nome, diciamo, cioè questo nome del Penny Wheaton si rifà ad un romanzo di Silvio D'Arzo, Penny Wheaton e sua madre, che aveva al centro un bambino, diciamo, abbandonato. È la ragione per cui abbiamo deciso di intitolare a Penny Wheaton questa nostra scuola, che durante il lockdown siamo stati in DAD, però adesso abbiamo ripreso proprio in queste settimane le lezioni in frequenza. I nostri ragazzi sono molti ragazzi africani. In questo momento arrivano dal Sud Sudan, hanno attraversato la Libia, sono stati, diciamo, anche vittime di violenze e quindi sono i cosiddetti neoarrivati, cioè i ragazzi che senza arte né parte, anche molte ragazze con bambini, che devono in qualche modo, imparando l'italiano, riuscire a trovare anche qualcosa di se stessi, ed è, diciamo, una sorta di pronto soccorso che noi facciamo in questo momento. Però io conosco anche molti ragazzi che sono già nella condizione di Emanuele e di Ada, che si sono laureati, che si sono già inseriti, e tuttavia il lavoro che loro devono fare continua ancora, me ne rendo conto, lo vedo tutti i giorni. La cosa fondamentale è riuscire a far capire che queste persone sono una risorsa preziosa per noi. Questo è il punto fondamentale. Come noi facciamo? Qual è come possiamo portare alla luce questa risorsa di queste persone? Ecco, vi faccio un esempio concreto. Noi alla Penny Wheaton utilizziamo i ragazzi italiani come insegnanti dei loro coetanei immigrati. Questo è un lavoro che stiamo facendo ormai da tanti anni, cioè noi, grazie ai PCTO, che sono questi tirocini formativi, l'ex alternanza scuola-lavoro, possiamo formare dei giovani adolescenti italiani come piccoli docenti dei loro coetanei immigrati. Ed è, vi assicuro, un vero spettacolo vedere come Giulia o Claudia del liceo benestante di Roma a Milano
possono insegnare il verbo essere, il verbo avere a Ibrahima, che viene appunto dal Mali, oppure da Rashdur, che viene dal Bangladesh. E vedere questo significa vedere questa reciproca utilità, ecco, tra questi adolescenti che riescono a parlare e a parlarsi con una disinvoltura straordinaria, superando d'un balzo questi stereotipi che invece molto spesso restano nel mondo adulto. Quindi io voglio favorire soprattutto questi incontri fra adolescenti, e questo mi sembra diciamo, un elemento importante: la promiscuità, l'eterogeneità, il mischiarsi senza dimenticare la nostra identità, ma mettendola in gioco, cioè spendendola, facendola entrare in azione. Ecco, questo doppio passo, cioè trovare se stessi, la propria identità, e poi anche però spenderla con gli altri, è diciamo il lavoro da fare, che ripeto è un lavoro culturale, non è spontaneo, bisogna studiarlo, apprenderlo, metterlo in gioco. E come si può fare? Quali sono gli adulti in grado di poterlo fare? Ecco, riprendo anche qui gli spunti già dei primi due interventi. Il ruolo degli educatori, è vero, è fondamentale. L'educatore deve incarnare i valori in cui crede. Questo è un aspetto decisivo. Cioè non ti basta parlare, non ti basta esprimere dei concetti, devi viverli questi concetti, devi proprio viverli dentro di te. Allora in quel momento i ragazzi riusciranno a concederti la fiducia necessaria. Se invece tu ti limiterai come educatore, come adulto, come professore a indicare il precetto che gli altri devono rispettare, questo non sarà sufficiente. Cioè tu potrai sempre dire guardate bisogna accettare l'altro, potrai sempre dire guardate bisogna arrivare in orario per esempio alla lezione, ma questi sono precetti, sono cartelloni, sono leggi, sono regolamenti, sono importanti certo, ma se l'educatore non li vive dentro se stesso, non li, come dire, se non compie delle scelte anche rispetto a ciò che lui è, beh, questo non riuscirà mai a superare quel momento anche di ipocrisia che ci può essere in una semplice finzione didattica, no? Quando tu fai finta di insegnare. Ecco, io alla Penny Wirton non posso concedervi questo. Quando arriva Banjugu, ragazzo del Mali, e mi dice professore, io devo portare la mia famiglia diciamo a Roma, in Italia, perché adesso io sono qui da tanti anni, ho un lavoro e loro stanno là, e io devo portarmeli qui, e lui ti dice questa cosa, sto citando una cosa che è successa un paio d'ore fa prima che mi collegassi con voi, lì entra in gioco la vita, cioè entra in gioco la persona, entrano in gioco le storie personali, non è più un bel discorso, non è più un bel proclama. Allora tu devi telefonare all'avvocato che sai che si occupa di questi casi, devi mettere in relazione questi ragazzi, devi, come dire, anche orientarti in mezzo a quel mare della burocrazia che imprigiona, che mortifica, molti di noi lo sappiamo bene, no? Cioè riuscire a superare il mansionario, ecco, assumere la responsabilità dei contesti nei quali noi operiamo. Questo è il grande lavoro da fare, perché se ci limitiamo al mansionario non ne usciamo più. Anzi, a volte questo mansionario ci imprigiona, ci incatena, perché in qualche modo noi dici io ho fatto bene questo, no? Ho fatto bene questo e stiamo tranquilli. Invece non stai tranquillo, perché quando vedi la persona di fronte a te ti fa vedere concretamente quello che lui ha vissuto, beh, allora il discorso cambia, devi metterti in gioco te, devi fare un passo diciamo che va oltre l'istituzione che rappresenti. Ecco, questo doppio passo, il professore, l'educatore, da una parte è legittimato dall'istituzione presso cui lavora, e questa istituzione è necessaria,
altrimenti lui non potrebbe fare niente. Però se non fa un passo in avanti in una zona di rischio anche, voglio dire, andare a vedere chi è la persona che hai di fronte, se tu non fai questo non è sufficiente. Potrai fare 100 conferenze, 100 bei discorsi, ma non riuscirai a incrociare lo sguardo dell'altro. Questa è la ragione per cui quando Calicche, questo mio studente, mi ha detto professore vieni in Africa, io ho detto sì, vengo, dimmi come dobbiamo fare, cosa facciamo. E vi assicuro che nel momento in cui sono andato oltre il mio ruolo professionale, quando sono andato in Gambia, a Serekunda, quando sono andato lì in quel villaggio africano, quando ho vissuto la vita di questo ragazzo, quando ho capito chi era sua mamma, perché si erano rivisti, beh, in quel momento lì tutto è cambiato, anche dentro di me, anche come persona, proprio come Eraldo Affinati, non come dottore Affinati, ma come proprio persona, cioè io lì mi sono reso conto di tante cose e quindi quando sono tornato diciamo a Roma, ecco la ragione per cui abbiamo detto con mia moglie facciamo questa scuola, creiamo questa comunità, facciamo in modo che questi ragazzi possano trovare delle persone affettuose, diciamo che possano trovare delle persone non solo accoglienti, diciamo in senso teorico, ma vere, persone vere che appunto possano, come dire, mettersi in gioco. E vi assicuro che tutti i nostri volontari ogni volta mi dicono è più quello che io ho imparato rispetto a quello che ho dato rispetto a queste persone. E quindi diciamo l'azione da fare è un'azione difficile sicuramente perché significa tirare fuori qualcosa da se stessi. Ecco, però assolutamente proficua, perché quando riesci a fare questo, poi alla fine diventi sicuramente migliore per te e per gli altri. Grazie mille del contributo a Eraldo Affinati e grazie anche di aver sottolineato questo nostro dovere anche di sporcarci le mani, metterci in gioco, però senza dimenticarci di formarci anche, quindi appunto ritorniamo sempre a educhiamoci. Allora, io adesso vorrei passare un po' più al piano concreto e quindi ridarei la parola a Emanuel e Ada per chiedere a loro invece una serie, molto brevemente, di esperienze positive e strategie che nei vari progetti che voi avete fatto nelle scuole hanno avuto un risultato positivo, magari hanno funzionato oppure qualche proposta, qualche idea più concreta, sempre ricordandoci dell'importanza che il ruolo proprio di noi adulti e quindi proprio citando anche le parole del dottor Affinati, il fatto di incarnare i valori in cui crediamo è fondamentale per la formazione dei bambini e delle bambine. Quindi scenderei un po' più nel concreto, vediamo se riusciamo a dare, diciamo, fare una cassetta degli attrezzi. Darei prima la parola a Emanuele e Ada e poi al dottor Affinati prima di concludere. Vediamo chi c'è di Rising Africans, chi vuole vado io. buttarsi nel gioco. Ok, Sentite? siamo? Perfetto, eccoci. Allora, nel concreto noi abbiamo notato che bisogna puntare tanto sulla formazione degli educatori. Vuol dire dare agli educatori, agli insegnanti e a chi sta dall'altra parte strumenti per cambiare il proprio punto di vista. Spesso si parte da due situazioni estreme. Colorblind vuol dire non esistono i colori, siamo tutti uguali, ma quello vuol dire negare la diversità del singolo, oppure l'altro estremo è il pregiudizio di base. E questo pregiudizio di base viene fatto spesso attraverso delle maxi generalizzazioni, viene fatto attraverso la non considerazione del singolo, dei propri diritti. Faccio un esempio molto semplice. Spesso abbiamo uno sguardo paternalista, ok? Quindi abbiamo, nel ruolo dell'educatore
abbiamo nella nostra mente cosa vogliamo trasmettere e come deve essere trasmesso, senza poi andare a vedere le diversità, senza essere consapevole delle diversità. E quindi cioè quello che noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo è proprio cambiare lo sguardo dell'educatore, perché attraverso uno sguardo nuovo, allora si potranno avere degli effetti diversi. Perché, come diceva Ada, parlando della scuola e parlando della discriminazione alla scuola, non siamo alla prima generazione, non siamo alla seconda generazione. Quindi l'Italia è un paese di migrazione, partendo dalla Repubblica Veneziana ancora prima. Quindi c'è diciamo, non c'è mai memoria storica, non c'è mai una continuità e quindi cerchiamo di creare formazione per dare strumenti nuovi, sia per chi nasce e cresce qua, sia per chi arriva. Io non ho fatto la scuola in Italia, sono nato in Germania, sono cresciuto in Congo, ho girato in vari paesi africani, ho deciso di venire in Italia per l'università e quindi i meccanismi rimangano sempre gli stessi perché il tessuto sociale italiano deve cambiare il proprio modo di vedere. Quindi cerchiamo noi nel nostro piccolo di dare nuovi strumenti, decolonizzare con una decanonizzazione, quindi decolonizzare la mente non cercando di creare nuovi canoni, il nuovo canone l'assoluto diritto dell'utilità, perché è un'utilità che noi trasmettiamo ai ragazzi attraverso il nostro proprio modo, il nostro modo eurocentrico. Quindi, come Rising Africans, nel nostro piccolo cerchiamo di dare nuovi strumenti agli educatori. Sì, Grazie. se mi posso, Vai, Ada. se mi posso agganciare ad Emanuel, ha toccato già alcuni punti importanti, ovvero anche la memoria storica, l'importanza per i docenti di recuperare una memoria storica. Il dottor Affinati ha fatto alcuni esempi che partono sia dalla sua esperienza personale, da quella degli studenti, però anche questo appunto a volte, pur avendo questo risvolto positivo, diciamo, questo contribuire anche ad un proprio percorso di crescita e di sviluppo personale, è importante capire come a volte anche la condivisione di esperienze personali di vita possano rappresentare un elemento problematico per il percorso educativo di una persona e come possano anche incidere negativamente sulla sua capacità di partecipare ad un gruppo di lavoro. E noi nel corso degli anni, cioè fin da subito, abbiamo iniziato a realizzare laboratori nelle scuole e corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti e come pratica in questi laboratori cerchiamo di non essere diciamo, la voce che deve insegnare qualcosa, ma di arrivare appunto a delle conclusioni condivise che partono da un processo di riflessione del gruppo. Da ultimo, la scorsa settimana eravamo presenti a Lampedusa su invito del Comitato 3 ottobre per commemorare appunto le vittime del Mediterraneo e partecipare alla giornata della memoria e dell'accoglienza in uno dei laboratori che abbiamo fatto sulla cittadinanza, sull'importanza anche di promuovere una riforma della cittadinanza. Avevamo un gruppo classe di circa 20-25 tra studenti e docenti e come esercizio di partenza, invece di arrivare, presentarsi, dire sono la dottoressa Ada Ugabara, laureata in questo, mi occupo di questo come professione, sono partita nel mio caso dicendo ok, vi do a disposizione 6 minuti, avete 6 minuti di tempo per farmi delle domande che poi vi permetteranno di ricostruire il mio profilo. Quindi in base a ciò che vi interessa sapere di me, in base a ciò che vorreste conoscere sul mio percorso, iniziamo a costruire questa relazione. E lì molto spesso, a parte in alcuni casi, gli studenti nei vari laboratori chiedono più i tuoi sogni da grande, come hai deciso di intraprendere questo percorso, eccetera. Ma quando questo laboratorio viene fatto anche con dei docenti, è da parte loro
che si sperimentano le maggiori resistenze, anche il proprio ricorrere con maggiore facilità a quelli che sono dei canoni comodi, degli stereotipi, dei pregiudizi con cui sono stati abituati ad analizzare la società. Quindi se sicuramente è arrivata con il barcone, questa è una domanda che mi sono sentita dire per la prima volta da un docente e che mai in 5-6 anni di associazione uno studente mi aveva rivolto, oppure docenti che anche nel corso della carriera universitaria fanno domande legate a fenomeni che colpiscono maggiormente le comunità nigeriane in Italia, che quindi, sapendo che io sono di origini nigeriane, cercano di allargare anche a me, senza alcun criterio, alcun elemento di partenza. E la resistenza maggiore che si incontra è soprattutto da parte dei docenti e delle persone che hanno già avviato un percorso di presa di consapevolezza del mondo in cui stiamo vivendo. Quindi hanno iniziato quei passaggi per rendersi conto che la prospettiva europea non è l'unica prospettiva sul mondo, oppure che l'Italia ha un passato coloniale, e già questa non è una banalità a quanto pare anche tra i docenti, rendersi conto che i fenomeni migratori attuali sono una diretta conseguenza dell'esperienza coloniale italiana nei paesi africani. E quindi hanno già fatto quel passaggio, hanno già approcciato il continente anche attraverso delle conoscenze dirette di persone provenienti dall'Africa o di esperienze di viaggio, di turismo, di lavoro, di volontariato in Africa, e che poi però decidono di costruirsi un recinto, delle barriere o delle mura che impediscono appunto alla conoscenza di procedere oltre, perché credono di essere i detentori della conoscenza, i detentori del sapere sul continente, oppure gli esperti del continente africano in questo caso. E quindi, pensando di appunto essere al punto massimo della conoscenza, si chiudono attorno a ciò che non rientra nelle categorie che hanno già acquisito in precedenza e cercano di ricondurre anche l'esperienza dei propri studenti a quelle categorie precedentemente acquisite. Un suggerimento, un consiglio, in realtà uno stile di vita che io personalmente applico, che invito tutti i professionisti, i docenti, la comunità educante ad applicare, è interrogarsi costantemente su qual è lo sguardo che stiamo applicando in qualunque momento, anche nel modo di porci nei confronti dei nostri studenti, a abbandonare l'idea e la convinzione che noi ne sappiamo più di loro, soprattutto quando si parla di esperienze di vita, luoghi di origine, colore della pelle, razzismo ed effetti del razzismo nella vita quotidiana, oppure percezione dei pregiudizi. Queste sono delle esperienze che sono proprie della persona e che noi non possiamo comprendere appieno, e che non possiamo dirci anche detentori della conoscenza su quei fenomeni. La nostra base, il nostro background sono elementi che ci aiutano a comprendere, ma la comprensione si deve tradurre in ascolto. Ascolto dello studente, ascolto del giovane, ascolto dell'esperienza diretta che ci sta, di quel momento di condivisione a cui siamo stati invitati a partecipare, e quindi capacità di ascoltare e proporre insieme alla persona che si trova accanto a noi, un percorso, un'opzione, se è ciò che la persona ritiene sia utile. Se invece era un momento di ascolto, allora trasformiamolo in un momento di ascolto finalizzato a se stesso. Poi i percorsi che riguardano le persone che effettivamente scelgono di migrare in Italia ad un'età avanzata, per lavoro, per qualunque altra ragione, sono diversi dalle esperienze dei giovani che nascono o crescono in Italia, che non hanno fatto una scelta consapevole di migrazione. Quindi interpretare le esperienze dei giovani, delle nuove generazioni italiane, con le stesse esperienze di anche giovani o di lavoratori di origine africana, significa fare una frittata, per semplificare il concetto. Non possiamo utilizzare
le stesse categorie per questi gruppi di soggetti diversi, perché non hanno esperienze che li accomunano. Io, cresciuta in provincia di Treviso, posso cercare di comprendere l'esperienza di migrazione di chi arriva in un'età avanzata, però non è la mia storia e neanch'io, pur essendo nera, pur essendo di origine africana, o pur magari provenendo dallo stesso paese, dalla stessa zona, non posso dirmi detentrice del sapere sull'esperienza di quella persona. E quindi partiamo tutti dall'idea che non sappiamo niente, siamo tutti ignoranti in materia e l'unico modo per superare la nostra ignoranza quotidianamente è ascoltare. Ascoltare e sospendere il giudizio o i luoghi comuni con cui siamo stati abituati ad interpretare la società e interpretare le relazioni umane. Grazie Ada anche del tuo contributo e di averci ricordato anche un altro forse elemento fondamentale nella relazione educativa, che è appunto tutto l'aspetto dell'ascolto. Io passerei la parola al dottor Affinati per un'ultima breve opinione sull'azione concreta riguardo alla tematica che stiamo trattando oggi, per poi procedere e andare verso la conclusione con le domande e l'intervento del dottor Moretto. Vediamo se c'è il dottor Affinati, se dalla regia mi dicono che lo sentiamo. Ok, perfetto. Non ancora? Forse non lo sentiamo. Allora, intanto io darei un attimo la parola all'assessore Antonella Caldart, o no? Forse c'è? Sì. Ok, allora dottor Affinati, a lei la parola. Sì, ecco, mi sentite, giusto? Ok, Bene. ottimo. Allora, è chiaro che non ci sono ricette uniche per poter uscire dai rischi del razzismo, dei meccanismi dell'odio. Diciamo che per superare queste visioni monoculari, eurocentriche, così come sono state adesso dette, bisogna mettersi in gioco quotidianamente, cercando di trovare nella persona che hai di fronte come dire, qualcosa che possa aiutarti a esprimere la tua personalità, no? Quindi in questo senso c'è sempre uno spazio dialettico da affrontare, lo spazio dialettico che può comportare un ostacolo, può comportare un rischio, e questo va messo in conto, cioè in questo senso voglio dire le visioni moralistiche da cui siamo circondati, anche queste possono essere, diciamo così, un problema, no? Perché tu la persona la devi vedere per ciò che questa persona è, non per l'idea che tu ti sei fatto, buona o cattiva, su di lui o di lei. Quindi ecco che il discorso che facevo prima su questi incontri che vanno favoriti diventa fondamentale. Gli incontri fra per esempio, noi usiamo molto le seconde generazioni di ragazzi che appunto sono nati in Italia, però magari parlano ancora la lingua, per esempio possono parlare l'arabo, possono parlare ancora, diciamo, le lingue della prima generazione, e quelle sono risorse molto preziose per noi, perché possono intercettare i nuovi arrivati parlando nella loro lingua. Si creano come dire, delle sorprese belle dal punto di vista anche didattico, e tutti questi ragazzi poi, quando sperimentano questo tipo di scuola, quando poi tornano nella scuola tradizionale che loro conoscono, possono diventare quasi dei testimonial di una nuova scuola, perché hanno sentito personalmente, hanno vissuto, hanno sperimentato quel rapporto diretto con l'altro, che quando poi tornano nella scuola come è impostata oggi, è chiaro che cercano di mettere in pratica, no? Poi noi verifichiamo che molti di questi ragazzi, quelli che noi utilizziamo come piccoli docenti, magari a scuola vanno male, però poi si rivelano invece molto validi nel momento in cui li mettiamo a contatto con i ragazzi neoarrivati. Ecco, anche questo è bello, quindi ti fa pensare che la scuola deve cambiare.
deve riuscire a trovare spazi nuovi, nuove modalità anche ermeneutiche. Voglio dire, tutto questo è un lavoro da fare insieme, non lo può fare una persona, c'è una comunità intorno, diciamo, al meccanismo educativo. Quindi direi che anche questo incontro che avete organizzato mi sembra possa andare proprio in questa direzione di coinvolgimento di realtà diverse, no? Quindi bisogna coinvolgere le famiglie, le istituzioni, i docenti, la scuola. Ecco, queste realtà non devono essere staccate fra di loro, ma devono, come dire, entrare, diciamo, in comunità, perché appunto il Papa l'ha detto, Papa Francesco, recuperando il famoso proverbio africano, per educare c'è bisogno di un villaggio, no? L'idea di dire che il singolo docente potrà essere bravo quanto vogliamo, potrà essere carismatico quanto vuoi, ma se non ha intorno delle agenzie educative che possano legittimarlo e potenziarlo, anche lui non ce la farà mai. Quindi concordo, diciamo, su questa dimensione. Mi sembra che sia emersa da tutti questi incontri che abbiamo fatto, tutti questi interventi, questa dimensione di coralità, ecco, che una coralità che va, diciamo, però va costruita insieme per evitare, diciamo, che il singolo razzista da solo possa creare una tensione. Quindi va isolato, ma va anche, come dire, riportato dentro la comunità, perché spesso il gesto del razzista scatta a una profonda insicurezza interiore che lo spinge a radicalizzare la propria identità. E quindi tutto questo si risolve solo riuscendo a favorire gli incontri umani fra persone diverse. Grazie mille anche del suo intervento. Io chiederei adesso al dottor Moretto se vuole intervenire con un breve commento, una riflessione o anche una domanda ai nostri ospiti per appunto mettere una conclusione a questo incontro di oggi. Quindi se il dottor Moretto è disponibile, ok, allora passo la parola al dottor Moretto. Che vediamo se riusciamo a sentirlo. Non ha l'audio attivo, mi dicono dalla regia che forse deve attivare l'audio. Ok. C'è? Ottimo. Ci siamo? Bene. Beh, allora quando l'amica assessore Caldart mi ha invitato mi sono un po' stupito perché io non sono sicuramente un esperto della materia. Poi però, ascoltando coloro che sono intervenuti, mi sono sorti una serie di stimoli per i quali mi ci vorrebbe qualche ora prima di esserne soddisfatto nella loro espressione. La prima riflessione è la seguente. Io per un certo numero di anni mi sono occupato nelle scuole, soprattutto le primarie di primo grado, di educazione e promozione della salute, e mi sono occupato anche di progetti che riguardavano la prevenzione del bullismo. Ebbene, mi sono reso conto di una cosa, confortata anche dall'evidenza scientifica. Vorrei sentire anche il pensiero della professora Finati sulla precocità dell'intervento. Cioè, tanto più precoce è l'intervento che vuole trasmettere competenze alla cittadinanza alla fine, perché anche quando parliamo di prevenzione del bullismo parliamo di questo, cioè trasmettere delle competenze sulla tutela dei diritti, trasmettere competenze per quanto riguarda l'istituzione democratica. Questo tipo di competenze tanto più precoce è e tanto è possibile che ci sia un risultato migliore. Questa è la prima riflessione. A volte l'intervento fatto successivamente può essere addirittura tardivo. Se pensiamo ai fenomeni che osserviamo oggi anche a Treviso, delle bande minorili che sono degli adolescenti, se osserviamo cioè dei fenomeni espressione di un rapidissimo mutamento sociale che ci fanno capire che intervenire a una certa età forse è tardi. Quindi il mio primo quesito è questo: non è opportuno che gli interventi siano molto precoci, e mi riferisco agli interventi sui discenti e mi riferisco agli interventi sui docenti.
L'altra riflessione, professora Finati, quando lei ha parlato di reciproca utilità fra discenti, mi scusi, forse così è un azzardo, ma mi è venuto in mente un po' l'insegnamento di Don Milani e non a caso era così tanto osteggiato, no? Ma si basava proprio su questo principio, sulla reciproca utilità. Ecco. In questo senso fu antesignano, no? Quindi non posso che essere fortemente colpito dalla sua esperienza, però tradurla nella scuola ordinaria, nell'attività quotidiana, penso che sia estremamente impegnativo. La mia seconda domanda è questa: quali sono i maggiori ostacoli? Io ho una sorella che insegna e lei tenderebbe ad avere la mission, tenderebbe ad entrare nella zona di rischio, però mi dice che poi ha molte difficoltà all'interno del sistema scolastico stesso. Non dico nell'essere osteggiata, ma sicuramente non favorita. Allora, quali sono le maggiori difficoltà che il sistema scuola trova in questo? Quindi in un percorso di formazione dei docenti, e mi riferisco a quanto lei ha detto nell'ultimo periodo, ossia un approccio globale che riguardi anche le famiglie, perché il grosso problema è il contrasto vissuto dai discenti fra l'interno e l'esterno. La gabbia culturale che riferiva Ada fa parte della storia dell'uomo. 60 anni fa, quando io ero piccolino, vivevo in una gabbia culturale dove lo stereotipo non era il nero, era il meridionale che veniva a lavorare al nord, perché non c'era ancora un fenomeno migratorio tale da creare quel tipo di stereotipo. Quindi la gabbia culturale che lei cita fa parte della storia dell'uomo. Fino al tardo Medioevo bastava trasferirsi da Porto Buffolè a Conegliano per essere etichettati. Quindi è proprio dell'uomo questo sentirsi all'interno di una gabbia culturale, e deve essere aiutato per superarla. Però per fare questo credo, professore, che sia necessario, come ha detto lei, che l'approccio sia globale, sia sistemico. Non si può favorire la formazione dei docenti se contemporaneamente non si affrontano le pregiudiziali che esprimono le famiglie, i genitori, che ci sono, esistono, a volte sotto forma di stigma addirittura. Quindi, diciamo, la mia provocazione è questa: quanto avete detto è vero, è assolutamente condivisibile, ma avendo avuto delle esperienze all'interno della scuola, avendo avuto dei genitori insegnanti, avendo una sorella che insegna, mi sento anche di dire, voglio spezzare una lancia a favore dei docenti, che è un percorso che richiederebbe delle politiche nuove, molto forti, molto incidenti, perché altrimenti è molto difficile rompere quella gabbia culturale e fornire ai discenti quegli strumenti per una cittadinanza, e oserei dire una cittadinanza attiva, come ci ha detto il professor Raffinati. Non è un atteggiamento pessimistico, ma è un atteggiamento realistico. Bisogna urlare forte, ecco, perché quello che noi vediamo in un mutamento sociale che si fa sempre più rapido non è nel senso del miglioramento. Adesso mi do una zappata sui piedi, ma la politica stessa deve stare attenta a come parla, ecco, rispetto a questo tema. Io così non voglio dire altro, spero di avere offerto così uno spunto o due per un'ulteriore riflessione da parte dei colleghi, da parte dei relatori. No, colleghi è troppo, da parte dei relatori. Grazie dottor Moretto, e grazie anche della sua presa di posizione, forse in difesa dei docenti. Chiaramente noi siamo qua per riflettere e capire cosa fare per anche
non migliorarci, però educarci in questo tema, però sicuramente la difficoltà di portare queste tematiche, ma ne abbiamo già parlato anche nella giornata di ieri, tematiche più legate alla relazione e alla formazione dell'uomo, della donna, del bambino e della bambina, è difficile, è vero, c'è molta difficoltà all'interno della scuola, che effettivamente tante volte si trova magari da sola, quindi che ha poco appoggio dall'esterno, oppure un po' incastrata dalla burocrazia e da tutti i programmi didattici e gli impegni appunto scolastici. Io lascerei forse la parola al dottor Affinati, che quindi può magari rispondere alle questioni del dottor Moretto. Vediamo se riusciamo a prendere subito, a dare subito la parola. Eccoci. Sì, mi sentite? Sì. Allora, sì, indubbiamente il dottor Moretto ha giustamente, insomma, è tornato su alcuni punti fondamentali anche per me. Intanto la precocità dell'intervento, lui la definisce. Io sono d'accordissimo, soprattutto nei casi di bullismo, anzi io dico di più, bisognerebbe anticipare, diciamo, prima ancora che l'atto di violenza, di bullismo, di discriminazione, di razzismo accada, tu come docente, tu come istituzione dovresti intervenire. Per cui ci sono dei comportamenti che in classe si percepiscono essere a rischio. Allora è lì che tu devi intervenire prima che avvenga l'episodio razzista. Vi potrei citare tantissimi esempi nati dall'esperienza concreta, tipo ecco, non so, il ragazzo che dice professore, i rumeni sono tutti ubriachi. Allora a un certo punto dico io, ma perché non lo dici questo al tuo amico Cosmin che sta seduto accanto a te? Dice no professore, perché lui è mio amico. Cioè, quindi quella è un'altra cosa. Allora lì come docente tu devi intervenire perché devi sapere, devi smontare quel pregiudizio che ha portato quell'adolescente a ripetere un concetto che magari ha sentito in famiglia. Ecco, un esempio di intervento che va fatto subito. Poi naturalmente la scuola va contro questo sistema oggi. Questo anch'io ho scritto 2 libri su Don Lorenzo Milani, so perfettamente che il Priore di Barbiana ancora è una scommessa irrisolta della scuola italiana. Basti pensare ai test invalsi, basti pensare al sistema della valutazione standardizzata che mette insieme diciamo il ragazzo italofono con il ragazzo neoarrivato. Questo l'ho visto con i miei occhi. È chiaro che quel tipo di valutazione così standardizzata va contro tutto quello che noi abbiamo adesso qui rapidamente in questa oretta e mezza detto. Quindi c'è un lavoro da fare che è un lavoro politico. Certo, sono d'accordissimo anche su questo e io nel mio piccolo, ognuno di noi cerca di esprimere a voce alta, tra virgolette, questi concetti anche nei consessi più altolocati, proprio per far passare questa idea, diciamo, dello sguardo dell'altro e quindi del percorso individualizzato, anche perché, come avrebbe detto il Priore di Barbiana, non stiamo parlando di medici, di infermieri e ingegneri, ma stiamo parlando di ragazzi di 14-15 anni che vanno formati in quel momento lì cruciale della loro adolescenza. Poi dopo le competenze, i diplomi, le verifiche le faremo dopo, ma in quel momento iniziale dove si gioca tutto è lì che devi intervenire per evitare l'abbandono scolastico, che è una delle ferite più sanguinose che ancora abbiamo in Italia, con tassi di abbandono che raggiungono il 30%, soprattutto nelle regioni meridionali. Quindi per superare tutte queste gabbie culturali c'è bisogno di un lavoro di fondo e la nostra ottica, anche qui mi trovo d'accordo, deve essere un'ottica antropologica, cioè un'ottica a tutto tondo, diciamo, non settoriale, però ecco, bisogna tornare al discorso che facevo all'inizio del coinvolgimento delle istituzioni, non lasciare da soli i docenti, che invece purtroppo oggi il docente sta da solo, molto spesso sta da solo e deve ricostruire quelle gerarchie, diciamo, anche delle relative gerarchie culturali che la rivoluzione digitale ha compromesso. Qua poi apriremmo tutto un altro discorso sul tema dell'esperienza
che va ricostruita, quindi che non può bastare diciamo andare in rete per conoscere le cose. Quella è una forma, è un'informazione, ma per andare diciamo a realizzare la vera conoscenza c'è bisogno della esperienza reale delle cose, l'incontro diretto e anche in qualche modo bruciarsi le mani. Solo in quel modo tu capisci quello che hai di fronte. Grazie. Grazie mille anche di nuovo al dottor Affinati. Noi volgiamo verso la conclusione di questo incontro. Prima però di chiudere, ho il piacere di lasciare nuovamente la parola all'assessore alle politiche scolastiche del Comune di Vittorio Veneto, che gentilmente mi ha fatto compagnia su questo palco, e Antonella Caldart, prego. Sì, innanzitutto vi ringrazio tutti per i contributi interessanti e gli stimoli che ci avete dato, di cui senza dubbio faremo tesoro. Mi piace così concludere innanzitutto con un pensiero, cioè quello che è stato detto in un certo senso ci conforta nella consapevolezza, nella verifica che ciò che stiamo facendo anche in questo territorio va nella direzione giusta. Chiaramente si cresce, si deve crescere, però per esempio, adesso senza entrare nel dettaglio, vi dico che il progetto di integrazione delle nostre scuole, nelle nostre scuole, istituti comprensivi e superiori, si chiama Tanti Sguardi, quindi già il titolo ci dà l'idea della finalità che si è data, e lì si lavora sia con i bambini, con le mamme moltissimo, e quindi le famiglie, e parallelamente poi anche con la formazione degli insegnanti. C'è però un aspetto che forse non è stato toccato e che mi piace sottolineare, e cioè che il fatto che noi in tutti questi interventi abbiamo capito che stiamo un po' intervenendo sempre sul problema, no? Sul problema dell'integrazione, sul problema del razzismo, e va benissimo, è necessario. Dobbiamo però anche pensare a chi in prospettiva sarà il nuovo educatore che si dovrà prendere cura di questi bambini e che dovrà essere capace di far parte di una società molto più inclusiva. E mi riferisco chiaramente ai ragazzi, diciamo, adolescenti o post-adolescenti, per i quali, per esempio, noi stiamo, stiamo effettuando, con loro stiamo lavorando per favorire esperienze di mobilità in altri paesi, soprattutto in paesi quali l'Africa, alcuni paesi dell'Oriente, ci sono delle esperienze anche in India. E questo perché? Perché riteniamo che permettere a questi giovani di fare un'esperienza in loco, quindi andando a conoscere, giustamente, a scottarsi le mani, come ha detto il professor Affinati, a fare un'esperienza di quello che veramente è un paese, di come sono le persone, permette, per usare una metafora a me molto cara, che ho imparato facendo la volontaria nel mondo di intercultura, di capire che l'iceberg che si vede sta in piedi perché sotto c'è una parte molto più profonda e molto più solida. Quindi noi cerchiamo di far capire ai nostri ragazzi che cosa ci sia sotto a ciò che appare, all'apparenza, quindi di quali siano le vere radici di ciascuna cultura. E questa esperienza senza dubbio può essere utile a questi giovani, ai nostri ragazzi, per diventare poi davvero dei promotori dell'inclusione. Perché è indubbio, e con questo mi taccio, che anche dal punto di vista dell'integrazione la responsabilità è ancora una volta una responsabilità educativa sociale di tutta la comunità. Grazie davvero per tutto ciò che ci avete detto oggi. Grazie della compagnia e grazie dell'intervento conclusivo di questo incontro. Io prima di chiudere volevo ricordare a tutti i nostri appuntamenti di oggi, che chiaramente trovate scritti e descritti nel sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Ci ritroviamo quindi qui, sempre in diretta, sulla pagina Facebook del Comune di Vittorio Veneto e su quella di YouTube, sempre del Comune di Vittorio Veneto, alle 17:30 con la dottoressa Sara Achilli per un incontro intitolato Insegnami a mangiare bene. Per quanto riguarda l'incontro di questa sera, che si terrà alle 20:30, abbiamo un cambio di programma. Ci sarà la dottoressa Gabrielli,
che terrà un incontro sulla creatività, apprendimento ed esperienza di flusso nel gioco del bambino. Avendo la dottoressa Gabrielli questa sera, faremo l'incontro con Emiliano Toso su Ascoltare l'invisibile, quindi venerdì 15 alle 15 di pomeriggio. Con questo io concludo, vi ringrazio di aver partecipato, ringrazio i nostri relatori ospiti, ringrazio il dottor Moretto, ringrazio la dottoressa Caldart e ringrazio tutti voi che avete partecipato anche a questo primo incontro della seconda giornata di Educhiamoci, giornate per l'educazione, e ci vediamo a più tardi.